3 nuove telecamere saranno presto installate nei territori di competenza del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest, in punti strategici per aumentare il controllo del territorio. Le nuove apparecchiature, il cui costo complessivo è di 21.700 euro più IVA, monteranno ottiche di ultima generazione in grado di osservare contemporaneamente 4 punti con una visione a 360 gradi. A fare da casa alle 3 nuove telecamere saranno altrettante rotatorie, 2 nel comune di Rubano e una nel comune di Selvazzano. Più precisamente si tratterà della rotatoria all'incrocio con le vie Mazzini, Cavour e Garibaldi, la rotatoria di via Rossi all'incrocio con via Priafosca in prossimità del confine con il comune di Mestrino e della rotatoria di via Euganea all'incrocio con le vie San Giuseppe e Scapacchiò. 3 punti intensamente frequentati, quelli scelti, e che intersecano direttrici di rilievo come la SP89 che collega Padova ai Colli, la SP55 che collega l'Alta con la zona a ovest di Padova e la SR11 che collega Padova e Vicenza e che da sola segna quasi 20.000 passaggi giornalieri. Telecamere controllate dal Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest, che però all'evenienza potranno essere sfruttate anche dagli altri organi di polizia giudiziaria per risolvere e scoprire fenomeni delittuosi, atti contro il territorio o per fornire elementi in caso di incidente stradale, oltre che a fornire un'immagine in tempo reale di quella che è la situazione del traffico. L'acquisto di tali apparecchiature è stato reso possibile anche grazie ad un bando della Regione del Veneto in materia di sicurezza urbana. La Regione coprirà il 50% delle spese, mentre le rimanenti saranno a carico del Consorzio. Sfischer Channel News, Selvazzano Dentro.